Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, ci stiamo dirigendo verso la 27esima, giorno 27 della mostra canina a quattro zampe, e niente, ora ci stiamo andando a dirigere perché alle 3, se non mi sbaglio, comunque non ha importanza anche se mi sbaglio perché non è che siamo un editoriale. E nel frattempo che ci facciamo la discesa vi facciamo vedere, diciamo, delle cose che vedrete in futuro, domani, dopodomani, perché Anonymous Channel non è un editoriale perché va in onda a cazzo di cane, non è un editoriale, tagliata va calata. Ehi. Che ora la facciamo? Che qua c'è un naso in diretta. L'arte nel suo mistero, le diverse bellezze insieme confonde, ma nel ritrar costei il mio solo pensiero, il mio sol pensiero sei tu. Sai, ma tu non facci per gli stessi, cioè, cosa fai? E tu vedi che tutto dentro, e quello per il questo è un talento di Ah, certo. Però tu non avrei Bene, praticamente c'è l'iscrizione e alle 16 dovrebbe iniziare qualche cosa, non penso una sfalata, vedremo, non lo so cosa c'è in programma, anzi ora andiamo a guardare il cartellone e così alla prossima accesa di telecamera magari ve lo dico, magari, non è detto che ve lo devo dire per forza, non è che siamo editoriale Ma che cos'è? È un cirneco. Ah, io lo stavo dicendo per scherzo. No, ma penso che è uno dei cani più conosciuti, ma mai... Mai nelle mostre. Bravo, mai visto, cioè... I cirnechi sa che cosa hanno di brutto, no? Che se gli dai Sì? Se gli dai dei schiaffi, che succede? Sono troppo sensibili. succede che la prima occasione Se ne va, ho ti capito. abbandona. No, è bello, mai visto io un cirneco vero, ha visto... Questo è il cirneco dell'Etna. Così me l'ho detto. Lo ha visto un giudice da gara. Il cirneco dell'Etna, io vado a casa. Mi ha detto un giudice da gara, lo ha visto tutto e... Io una volta ce l'avevo pure, nel Sì. cirneco dell'Etna. Si chiama Darwin. Vieni Darwin, vieni qua. Chi sa fare? che gareggio oggi? Ma chi su qua blindato Minchia, blindatissimo. Che ne? Ah, boxer? Minchia, chi su? E chi su sano Che ne? È il lupo, Poi c'è cosa È proprio lupo. Chi è che sta? No, non lo so, vabbè. No, infatti l'ho Un visto, cane, la stavo sicuramente. sarà stato un cane, non credo una persona, sarà stato un cane. Il podio, e lì ci sono le coppe, lì stato vedendo tutte le varie coppe. Poi, com'è? Una previsione, che cane vincerà, un cane grosso o un cane piccolo? Vabbè, Ah, va dai! io lo so ma non te lo posso dire. Ho capito, non sveli mai i trucchi tu, Ma fammi una cosa fare. Niente, ma questo è un capito. E sta ciò capito. Ciao! Cani leopardi. 103? 103, mi raccomando al 103 ragazzi, Scommetto che è femmina. Ah no?
davanti. sì, però se lo fai a così, mischino. Le altre cagnette possono fraintendere. Una tattica. Ah, una tattica, vero. Si fidano, si fanno annusare, si fanno leccare, tanto dice questo è gay. Assessore Vendosa. A proposito di cani, Vedo una folla di cani, No, dico, c'è di mezzo pure lei. certo. Ah sì? Ah, e com'è? Mi dice due parole? Boh, che io non so cosa chiedere. Cosa posso chiedere? Niente, che grazie alla Lida e alle altre associazioni animaliste devo dire che ormai il tema degli animali, degli amici a quattro zampe sta diventando un tema che interessa un po' tutti e queste manifestazioni ci aiutano appunto a stimolare l'attenzione dei cittadini verso gli amici a quattro zampe e quindi invitiamo sempre più persone ad adottare i cani perché così facendo si realizzano due grandi obiettivi. Il primo obiettivo che è più grande e più bello che è quello di dare amore agli amici a quattro zampe e quindi evitare di portarli al canile e poi l'amministrazione comunale, il comune nel suo complesso ci guadagna, visto che i cani nel parco canile ci costano 1.000 euro l'anno. Ho capito. Quelli che deve pagare il comune, però li devono ospitare altri perché il comune non ha la struttura, diciamo, no? Così? No, il comune ha una convenzione con un parco con un canile di Caltanissetta. Ho capito. Un privato ha presentato un progetto per farlo a Gela e noi al comune l'abbiamo già approvato nel febbraio del 2013, però è ancora ferma la regione per il via VAS. Ho capito. Quindi lo dobbiamo dire al presidente. Presidente, glielo dico io. Presidente, questa firma è... Io direi di farci regalare come amministrazione comunale un canile, un parco canile dall'Enica. Ah, anche. Che costa 400.000 euro. Cioè, ti fa una donazione, scaricano pure l'IVA, Bravissimo. E così- si scaricano le così royalties. diventiamo una città di serie A tutti gli effetti. Va bene, allora lo diciamo a lei. Così ci levi questo pensiero al presidente. Dai, Eni, se no sciogliamo i cani, Mi mancava questo.